De Maggio, ho una notizia sul futuro del Napoli. Su Giuntoli non solo la Juventus. Ma prima di continuare, iscriviti al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale per non perdere le notizie più rilevanti dal Napoli non appena si verificano. Nella trasmissione Pressing, il giornalista sportivo Walter De Maggio ha parlato della situazione in casa Napoli in vista della prossima stagione. Nella puntata di ieri sera di Pressing, trasmissione in onda in seconda serata su Italia 1, si è parlato a lungo dello scudetto del Napoli. Il discorso è stato introdotto da Ivan Zazzaroni. Magari Giuntoli va alla Juventus, Spalletti è vero che ha un contratto, però dovrà sedersi a De Laurentiis e chiederà se restano Giuntoli, Osimhen eccetera. Penso sia legittimo per un allenatore che ha vinto lo scudetto, chiederà che Napoli si troverà l'anno prossimo e quali saranno gli obiettivi. Ci vogliono chiarimenti sul piano progettuale. Non può bastare una PEC. Poi è intervenuto Walter De Maggio. Vi avevo già detto che De Laurentiis intendeva esercitare l'opzione per il terzo anno di Spalletti e l'ha fatto. Penso sia evidente che i due hanno bisogno di incontrarsi e parlare. Vi preannuncio che il progetto che proporrà De Laurentiis è ambizioso e non escludo che si possa andare avanti insieme. Su Giuntoli dico che è stato corteggiato non solo dalla Juventus. Ci sono anche 3 club esteri. Dopo la festa dovranno sedersi tutti intorno a un tavolo, ha concluso il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli. Commenta qui sotto cosa ti auguri per il futuro del Napoli e iscriviti ai canali Notizie Napoli Calcio Ufficiale. Forza Napoli sempre e tutto per lei.